domenica partiremo con un progettino sperimentale importante a Treviso, che chiediamo che venga poi replicato, se funziona, senza tanti disagi, con una formula di accesso rapido. Questo l'ho voluta io con forza. Domenica in tutti i punti vaccinali della Marca Trevigiana si sperimenterà un accesso diretto senza prenotazioni per i soli cittadini nati nel 1936. Si fa una chiamata per classe di nascita con, diciamo, avviso pubblico, in maniera tale che i cittadini di quella classe di nascita hanno già il numero dei nati di quell'anno e hanno già il numero dei nati di quell'anno per mese di nascita, per cui verranno diluiti nella giornata. La giornata di domenica riguarderà esclusivamente l'ULSS 2. Se la sperimentazione avrà esito positivo, il progetto verrà esteso a tutte le ULSS del Veneto. Intanto è in fase di ultimazione il portale per le prenotazioni. I veneti ora aspettano venerdì la decisione del CTS per l'assegnazione delle nuove fasce di rischio, decisione dalla quale dipende anche la riapertura delle scuole. Se noi andiamo in zona arancione, per 3 giorni la scuola deve essere aperta. Per le superiori e le 2 medie, il tema che ci vincola per legge è del 2,50 per distretti scolastici.